Francesco Pagiusco, socio dell'azienda agricola Pagiusco Società Agricola, che lavora a Bressanvido, consegna latte per latterie vicentine. Abbiamo un'azienda ormai centenaria, sono la quarta generazione, e abbiamo un 200 capi in lattazione medi e portiamo gli animali in maiga durante il periodo estivo. Poter intervenire sul mantenimento della montagna grazie al PSR ci permette di innanzitutto mantenere il territorio pulito e esente da rischi che possono essere rischi incendio o rischio abbandono in generale. Ci permette inoltre di garantire il benessere animale, dove gli animali possono pascolare liberi nei 4 mesi estivi, e ci permette appunto di consegnare un prodotto di ancora maggior qualità. Per noi il lavoro di allevatori rappresenta soprattutto passione e dedizione al lavoro. Questo lavoro si fa se si amano gli animali. In questi anni è stato fatto un buon lavoro per la difesa dei DOP italiani, nei precedenti e anche in quello attuale. Sono stati difesi produzioni italiane e si spera che questo possa proseguire, dando un aiuto a noi allevatori per poter consegnare un prodotto di qualità e che venga riconosciuto in Italia e anche nel resto del mondo. Il futuro del Veneto è un futuro che può dire la sua e bisogna cavalcare quest'onda verde che in realtà fa parte del nostro DNA. Sarebbe bello poter dire al consumatore che tutto quello che utilizziamo per produrre il nostro prodotto è fatto di produzioni proprie. Bisogna investire su qualità e sostenibilità, che tante volte non vanno d'accordo. Sostenibilità perché appunto bisogna dare la possibilità all'allevatore di sfruttare tutto ciò che ha in azienda, dal biogas o il biometano all'energia elettrica, senza però inficiare su quello che è il benessere animale, che deve essere il caposaldo di tutti noi allevatori. Per i giovani in agricoltura in questo periodo, secondo me, oltre che la passione, c'è bisogno di tanta formazione che però non può discostarsi dall'esperienza sul campo.